ad ascoltare. La storia sta per cominciare. Questa è una storia un poco pazza di fate e gatti e una ragazza. Di giorno e notte lei scopava e Cenerentola si chiamava. Si chiamava! Beh sì, una volta all'anno se li lavano, ma adesso basta, su. Io devo lavare, devo pulire, ho ancora tante cose da fare. Cenerentola! Cenerentola brutta, quando ti chiamiamo devi rispondere subito, dove sei? Eccomi, eccomi. Che cosa vuoi, Citrulla? Devi andare dal calzolaio per le mie scarpette nuove. Però prima vai dalla sarta per il mio vestito nuovo. Digli che vuoi un'erba gatta speciale che cresce solo nella grotta dove vive la gatta delle fate. Che se arriva la matrigna e trova tutto sporco, anche solo un filo di polvere, poi per me sono guai, sapeste com'è cattiva, è brutta. E poi, non lo dite a nessuno, ma è pelosa, è tanto pelosa che le è cresciuta pure la barba. Otto stai, dove stai? Beh, eccomi, signora matrigna. Mamma mia, non si può vedere quanto è brutta. Il ballo di corte, non lo sopporto, non le sopporto. Ecco, il ballo di corte. A me, con questi brutti stracci addosso, non mi ci porterà nessuno. Gatta, gattina, io sto sempre in cucina. Gatta, gattella, nessuno mi chiama bella. Buongiorno a tutti, mi presento, io sono l'Araldo, sì, sono l'Araldo del Riuzzo, sì, Mamma mia, quanto sono brutte queste. Come siete ombrello? Ombrello? Ma che dici, Citrulla? Mi sono emozionata, volevo dire bello. Quando ti avrò trovata? Sei la mia regina! Ma certo, ma allora faccia il suo ingresso la grande orchestra della festa del ballo del Riuzzo. E dove sono tutti gli altri orchestrali che dovevano venire? Ah! Adesso vi spiego tutto, però per favore mettetevi un attimo qui dietro con gli occhi chiusi e non guardare, perché io sì, proprio qui dietro non dovete muovervi, perché io adesso un attimo. Sì, per favore, un attimo qui, perché io adesso. Per favore, Reuccio, uffa! Oh, quanto chiacchiera! Sei tu la fanciulla che amo. Ora ti ricordo, sarai la mia regina. Miau, 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 miau,